Dichiarazioni lapidarie, chiare, che chiunque anche andando ad ascoltarle su YouTube può, uscire dall'equivoco di interpretazioni che magari possono essere fatte dal sottoscritto in quest'Aula, alla luce anche di quanto dichiarato dall'assessore Telesca pochi giorni dopo su un quotidiano locale, che per non sbagliarmi leggo testualmente: l'elicottero del 118 volerà anche di notte. Tra 2 mesi le piazzole di Latisane e delle Valli Natisone saranno pronte e a breve se ne aggiungeranno altre anche sul territorio regionale, secondo uno schema preciso stabilito. Nel piano d'emergenza abbiamo previsto di sperimentare il volo notturno e ora è quasi tutto pronto. Bene, allora ha esaurito il tempo, sa? Concludo. È evidente che fare delle affermazioni non veritiere, e io mi auguro che siano veritiere, da parte della Presidente della Regione su questo argomento, la fa scivolare in quella malattia curabile ma contagiosa che è l'annuncite. L'annuncite. E riferendomi a una frase detta da qualcuno, che però non ricordo chi fosse, che disse che nel paese della bugia dire la verità è una malattia, diventa paradossale che quello che ho appena detto non è una malattia, ma dire la verità è una malattia. Ma il problema adesso è quello di comprendere, e lo dico nell'interpello, quale delle due affermazioni corrisponde al vero del fatto che la Presidente ha annunciato il volo di collaudo e l'operatività del servizio, pur in assenza di alcune norme stabilite dall'ENAC, perché voglio ricordare, e concludo, che anche un volo di collaudo deve rispettare le norme ENAC, sia per quanto riguarda la piazzola da cui parte, sia per quanto riguarda anche la formazione dell'equipaggio. Grazie. Risponde l'assessore Tedesca. Mi manca anche quello, infatti, mi manca. Però il volo potrebbe essere anche piacevole in certi momenti. La dichiarazione della Presidente Serracchiani, a cui fa riferimento il consigliere Novelli, illustra la fase attuativa del piano dell'emergenza-urgenza che, come sapete, al punto 5.2.6, dove è intitolato Distribuzione delle elisuperfici, recita: ogni sede di presidio ospedaliero con pronto soccorso deve essere dotata di un'elisuperficie a terra omologata. Nei 3 presidi ospedalieri hub l'omologazione deve essere estesa anche al volo notturno. Per velocizzare il soccorso in aree montane o turistiche ad alta affluenza dovranno essere attivate piazzole di atterraggio in località strategiche individuate in accordo con i comuni interessati. È stata già attivata la procedura per la certificazione secondo le norme europee dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, l'ENAC. Per quanto riguarda gli atterraggi occasionali, vedi campi di calcio, questi devono essere autorizzati dall'operatore, Eli Friulia nel caso specifico, mentre le elisuperfici devono essere certificate dall'ENAC. È stata già fatta la ricognizione su base regionale per verificare le soluzioni più idonee, individuando punti di atterraggio occasionali. La convenzione già in essere prevede l'estensione al volo notturno e lo stesso elicottero in dotazione è già idoneo al volo notturno e i piloti sono abilitati al volo notturno. La Presidente Serracchiani ha quindi confermato l'avanzamento delle tappe necessarie per realizzare l'attività dell'elisoccorso notturno in condizioni di assoluta sicurezza per pazienti e operatori. Grazie. Risponde la parola al consigliere Novelli per una breve replica, sono 2 minuti. Io so che è fastidioso venire richiamati sui tempi, ma ci siamo dati dei tempi, abbiamo approvato un regolamento e mi avete chiesto di farlo rispettare, quindi Novelli. Assessore, lei non sa quanto, soprattutto in questo caso, io apprezzo la strenua difesa indifendibile che ha cercato di fare rispetto a quanto dichiarato dalla Presidente Serracchiani.
uno specchio dove la Presidente Serracchiani, con delle unghie che probabilmente si sono spuntate, in cui la Presidente cerca di aggrapparsi perché le dichiarazioni che ha fatto sono talmente chiare, talmente palesi, talmente evidenti che quando lei mi dice che sono state attivate le procedure non significa che è stato fatto il volo di collaudo come la Presidente ha affermato, che quando si parla di atterraggi occasionali possono essere autorizzati dall'operatore non significa che il volo di collaudo è stato fatto e che il 118 volo notturno del soccorso è stato attivato, come ha dichiarato la Presidente Serracchiani, che la ricognizione attivata non significa che la Presidente Serracchiani è giustificata nel fatto di aver detto delle inesattezze, spero inconsapevolmente, perché se la Presidente della Regione invece ha dichiarato consapevolmente, colpita dall'annuncite, qualcosa di falso, politicamente lo ritengo un fatto grave, indipendentemente dal fatto che l'elisoccorso si attiverà fra un mese, fra 2, fra 3 o fra un anno, con tutti i problemi che sappiamo, perché li conosciamo dall'interno e esistono per attivare questo servizio, che in molte situazioni potrebbe essere anche superfluo perché i tempi, ce lo dicono i tecnici, di attivazione dell'elisoccorso notturno sono molto più lunghi rispetto ai tempi di attivazione dell'elisoccorso diurne, quindi entro certi range chilometrici l'ambulanza diventa molto più efficace a costi molto minori. Questa credo sia una patata bollente che voi dovete gestire in qualche modo, non tanto per come la state gestendo all'interno del piano dell'emergenza, ma per le dichiarazioni non veritiere della Presidente Serracchiani. La parola al consigliere